Cari amici di Venezia Channel, siamo nuovamente qui, dopo un anno siamo arrivati alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, al Lido, e vi ricorderete l'anno scorso avevamo lanciato l'idea del salotto dei cinefili e c'è anche quest'anno, sì c'è anche quest'anno e c'è qui Luciano, l'architetto cinefilo, che è veramente una rarità. Ciao Luigi. Ciao Luciano, questo microfono un po' più vicino, Perfetto, ecco lì, e ti lascio questo microfono per i tuoi ospiti che ci presenteranno. Benissimo. Allora cominciamo subito, care spettatrici di Venezia Channel Pantheon TV e cari spettatori. Questo è il Salotto dei Cinefili, seconda edizione, devo dire. Io farei una postilla al nome di questa conversazione che facciamo, il Salotto dei Cinefili dilettanti, nel vero e miglior senso della parola, cioè gente che ricava diletto dalla visione dei film. Cominciamo con Ilaria, ciao a tutti. Valeria, Salve. Cristina, Ciao. E Luciano. Ciascuno di noi si procura il sostentamento con altri mezzi rispetto al cinema, all'industria cinematografica, per cui siamo effettivamente, come dire, un campione di quelli che sono gli spettatori delle sale cinematografiche, e quindi è una voce che diamo volentieri anche agli spettatori, passatemi il termine, comuni. Noi forse siamo anche un po' più, come dire, un po' meno comuni del solito, perché la passione per il cinema è piuttosto grande. Allora, questa conversazione parte con Ilaria, alla quale io provocatoriamente chiedo: ma perché, Ilaria, vieni alla Mostra del Cinema e soprattutto perché ci torni ogni anno? Perché sono folle. Per passione e perché già da piccola hanno iniziato a portarmi al cinema da molto piccola, e quindi grande passione, studi di cinema, e da quest'anno anche lavoro in ambito cinema, non nelle produzioni, ma lavorerò da quest'anno fissa nel cinema della mia città. E quindi sei un po' meno dilettante di noi, insomma. Leggermente. Bene, grazie Ilaria. Io direi subito che entriamo nel senso di questa mostra di arte cinematografica all'82esima edizione, che ha nella sua peculiarità internazionale, offre veramente quello che potremmo dire uno sguardo sul mondo. E allora vorrei subito chiedere a Valeria, da questo resoconto sulle cose che avvengono in tutti i 5 continenti, com'è sto mondo che ne esce dalla rappresentazione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica? Dunque, ne esce un mondo pieno di guerra, a mio parere. Un sacco di film che hanno declinato la guerra su vari livelli, a partire dalla Duse, che ricrea un affresco della Prima Guerra Mondiale, ad Orphan, che dipinge i paesi dell'est tra una dittatura e l'altra, ad House of Dynamite, meraviglioso film secondo me, in cui si paventa un pericolo nucleare, fino ad arrivare al film che ha aperto in due letteralmente la mostra del cinema, che è A Voice o Hind Rajab, che è il film che secondo me ha fermato la mostra in un modo, ha fatto entrare gli spettatori nel terrore di questo mondo contemporaneo. Insomma, ecco, io dico che la guerra è il fil rouge che la mia sensibilità ha letto in questa mostra. Grazie Valeria. E va detto che
a dispetto di questo terrore che viene rappresentato, di questa tragedia, di queste tragedie plurali che vengono rappresentate sullo schermo, assistiamo alla mostra di Venezia a dei red carpet o tappeti rossi, che forse è meglio chiamarli così, in cui si manifesta la magnificenza, la ricchezza, la bellezza, abiti costosi, donne bellissime, uomini eleganti, e anche questo effetto, questo fenomeno del divismo, perché va detto che il direttore Alberto Barbera per l'ennesima volta ha dato un carattere alla mostra, dando anche questa attenzione agli aspetti divistici. E allora volevo capire da Cristina come lei vede questa magnificenza, questa eleganza, e come si concilia secondo lei con l'intento di fare dell'arte e fare anche un lavoro di sensibilizzazione del pubblico per i problemi del mondo. E secondo me questo divismo e questo clamore del red carpet, che peraltro c'è tutti gli anni e quindi è una costante di questa mostra, indica il fatto che si può arrivare anche a dei temi importanti parlando vedendo il red carpet. Cioè intendi, Cristina, che questa attenzione mediatica a questo fenomeno di spettacolo, perché di questo parliamo, può accendere delle luci, dei riflettori anche su quelli che sono i temi più della nostra società contemporanea. Esatto, assolutamente. Poi io non sono una fan del red carpet, per cui non vado quasi mai a vederlo, anche perché è sempre molto pieno, c'è sempre molto pubblico, ci sono i ragazzini che si appostano dalle 6 del mattino e quindi è inarrivabile arrivare là a vederlo. Comunque è un aspetto, una scelta. È un aspetto comunque. È un aspetto importante, perché rispetto alle edizioni molto severe intellettualistiche degli anni 60 e 70, la gestione Barbera ha portato questa ventata, questa attenzione a Hollywood e a questi fenomeni molto interessanti, molto accattivanti dal punto di vista della comunicazione di massa. E questo è un tema che ci ricollega anche a un altro aspetto, Luciano, della mostra del cinema, che io reputo tra i più interessanti e che so che rende sensibile anche te, cioè il fatto che la mostra, oltre a questi film di grande produzione, che poi hanno in linea di massima un mercato quasi garantito, perché vuoi il battage pubblicitario, vuoi i nomi di grande richiamo degli autori e degli interpreti, però la mostra, con il suo centinaio di film, soprattutto nelle sezioni meno appariscenti, va a presentare anche dei film che sono delle piccole produzioni, delle produzioni difficili. E quindi opinione sull'argomento, perché so che ne sei sensibile. Sì, ecco, per rispondere alla domanda di Luciano, io direi questo: in ogni opera d'arte c'è un grado di complessità che dovrebbe in qualche modo estrinsecarsi. Nel caso specifico parliamo di cinema, di film, e dunque per quanto mi riguarda ho colto nel film di Rosi una riflessione sulla disciplina, intendo disciplina cinematografica, e soprattutto diciamo il genere documentario barra film viene messo in discussione, nel senso che in questo caso specifico si fondono insieme e danno adito ad un'opera che si compone di sequenze. All'interno di queste sequenze c'è una rappresentazione di Napoli poco conosciuta, o diciamo fuori dagli schemi tradizionali, che si potrebbero, a mio giudizio, equiparare degli aforismi. Cosa intendo per aforismo, in questo caso applicato al cinema? Intendo delle riflessioni dell'autore che evoca nello spettatore la possibilità di partecipare al film con delle riflessioni a sua volta che danno completezza a quello che sta guardando.
E questo mi pare che sia una cosa molto interessante, soprattutto anche che si possono ritrovare in altre discipline artistiche, ed una in particolare che mi coinvolge personalmente, come coinvolge anche Luciano, che è l'architettura in quanto pratica artistica, non forma d'arte. Le connessioni che si possono trovare sono notevoli. Un'altra cosa interessante che ho trovato... Parliamo di Sotto le nuvole, Sì. il film di Gianfranco Rosi, che ricordiamo qualche anno fa ha vinto un Leone d'Oro con Il Sacro Gra, e che ha sempre un occhio particolarmente attento sulla qualità delle immagini, sulla resa poetica dell'immagine. Esatto, stavo arrivando proprio a questo. Secondo me gli aforismi, li chiamo aforismi così perché mi è subito suggestionato questa immagine. L'aforismo appartiene un po' alla poesia, in effetti. Li chiamo aforismi in quanto sono caratteristiche fondamentali: l'essenzialità, la semplicità, l'evocazione, la sospensione del tempo. Ecco, queste sono, diciamo così, delle categorie che potrebbero essere applicate alle sequenze del film di Rosi. Poi ad ognuno di noi, spettatore, il compito è quello di interpretarle a suo modo e completarle. Ecco, io mi sento coinvolto da questo punto di vista, dal punto di vista anche intellettuale, non solamente di usufruitore delle immagini che mi vengono proposte, ed è il modo in cui mi approccio a questo film, e ho trovato unico in queste serie di film che io ho visto. Non ne ho visti moltissimi, ma insomma per poter dare un giudizio di questo tipo, quell'aspetto della riflessione sulla disciplina, l'uso del linguaggio cinematografico. Ecco, Gianfranco Rosi è un autore di cinema che per meriti indiscussi è entrato nel circuito importante della cinematografia, e quindi entra dalla porta maestra, diciamo, del cinema. Però una caratteristica della mostra di arte cinematografica, e insisto su questo, vedete che un po' il leitmotiv di questa conversazione sarà il concetto di arte cinematografica, come tu hai molto ben espresso e sviluppato, e ci sono queste produzioni difficili, perché poi quello che dobbiamo anche non sappiamo nulla dell'industria cinematografica, però dobbiamo capire che un film costa molti soldi in linea di massima, e talora sono dei grossi affari come per le grandi major hollywoodiane, però spesso con le scarse distribuzioni i film sono difficili e trovano con fatica dei distributori e dei produttori in grado di finanziarle la realizzazione. Io in particolare ho visto due film delle sezioni marginali, Venezia Spotlight e Venezia Orizzonti, in cui effettivamente c'era da chiedersi questo aspetto del finanziamento, come veniva sviluppato, perché ho visto per esempio Made in EU, un film bulgaro di Stefan Komandarev, un film veramente notevole a livello di quelli di Ken Loach, che però era un film profondamente critico sulla società, sull'economia, sul capitalismo che è intervenuto dopo la caduta del muro di Berlino nei paesi dell'Est Europa, e che sono in definitiva la riserva di manodopera a bassissimo prezzo per il mondo occidentale, e sono film finanziati. E ieri sera ho visto un film sul disastro del Venezuela, teniamo presente una terra ricchissima in cui tutti i cittadini del Venezuela potrebbero vivere pacificamente e con ricchezza, e che invece per quella violenza che domina il mondo di cui parlava Valeria prima, purtroppo per l'ingiustizia, per la bassezza della politica, invece è un paese che è in rivolta, che scoppia, e questo film sul grande disastro del Venezuela è stato prodotto in Messico, anche quello con difficoltà, uscendo dal Venezuela stesso, per cui ecco, il merito della mostra, a mio avviso, è di dare voce anche a queste espressioni che altrimenti non troverebbero. Un altro film
modo di manifestare. Il lavoro è quello della Donzellini. Ah sì? A pied d'œuvre. Cristina? Tu. Preparata con qualcosa. Allora, dai Cristina. Era un film che mi era molto piaciuto perché È un film, scusami Cristina, è un film in concorso Venezia 82, sì, produzione francese, Valérie Donzelli, A pied d'œuvre, cioè al lavoro. allora, esatto, a tuo occhio. E praticamente lì è una storia bellissima in cui un fotografo di grande fama lascia tutto, lascia il lavoro tutto per dedicarsi alla sua grande passione, e cioè alla scrittura. È molto bello, molto delicato perché è un film in cui questo protagonista arriva persino ad essere povero perché deve cercare di mantenersi con dei lavoretti perché non ce la fa a sbarcare il lunario, e quindi lì entra il tema del lavoro precario, che è bellissimo anche questo perché fa emergere un po' alla Ken Loach una società che vive di mezzucci, di lavori sottopagati, che eh, deve praticamente arrangiarsi in qualche modo, e lui lo fa per soddisfare questa sua grande passione, cioè la scrittura. Bene Cristina, è un film che ha toccato molto anche me per l'onestà intellettuale che questo personaggio esprime, diretto poi con grande sapienza, grande finezza, in cui i film sono belli perché ti danno un'emozione, no? È quello l'apposto, la cosa veramente, veramente importante. Di questo personaggio è stato il fatto praticamente che lui, anche durante tutte queste traversie, questi genitori che lo sgridavano, ma perché non torni al tuo vecchio lavoro, la famiglia che gli dava contro, lui era sempre a plomb, cioè praticamente sempre con questo sorriso sulle labbra che continuava imperterrito. E poi in realtà non ha mai lasciato il suo lavoro da fotografo perché fotografava con la mente, cioè si vedono tante immagini di fotografia proprio che lui con la mente fotografa e poi trasporta sulla carta, e ne viene fuori un libro che conquista il pubblico perché Sì. parla di semplicità, parla di gente di tutti i giorni, di gente comune. Di gente che mantiene diritta la sua linea, cioè segue il proprio orientamento spontaneo, con indifferenza rispetto all'atteggiamento più comune e diffuso nella nostra società, che è l'opportunismo. Si vede proprio il conflitto fra la sua onestà intellettuale, morale, e l'opportunismo della sorella, per esempio, del padre. È un aspetto che troviamo anche in un altro film geniale, a mio avviso, Guadagnino, brava. Guadagnino è stato per me una scoperta quest'anno. Guadagnino ci ha fatto vedere gli zombie negli anni scorsi, ci ha fatto vedere le allucinazioni da droghe. Quest'anno Guadagnino, non in concorso, con After the Hunt, ci porta in un'America feroce, un'America in cui un'America altamente scolarizzata a Yale, in cui partono discussioni filosofiche sulla cultura woke, sui massimi sistemi, e poi quello che ne rimane, sulla morale sostanzialmente. Sì, esatto, Il tema fondamentale è la morale. E poi la sostanza è l'individualismo e L'arrivismo e l'opportunismo. Quindi esattamente, diciamo, due aspetti della vita, a pied d'œuvre, il piccolo, il semplice, e di qua invece la follia anche di una società americana decisamente alla deriva. In cui vale solo il successo, cosa che per esempio il protagonista di A pied d'œuvre non considera. Certo. Il successo di... Mi devo fermare? No.
Va bene, no, il successo del protagonista di A Pied d'Œuvre è il consenso di suo figlio, non tanto il successo commerciale. Notiamo questo piccolo aspetto. Ecco, abbiamo parlato di 2 film, in particolare uno, quello di cui ha parlato Valeria, in cui Guadagnino è riuscito a conciliare una scrittura veramente raffinatissima dal punto di vista letterario. Certo, anche difficilmente anche, seguibile. Sì, complessa però raffinatissima, insisto su questo perché scrittura perfetta, con una grande tensione narrativa, cioè il film non ti lascia indifferente, il film non ti annoia, no. Sarà anche perché c'è una musica a volume altissimo e questo qua però ci pone un interrogativo di questi film, alcuni dei quali io sono appena uscito dalla sala in cui c'è un film in cui non ci sono dialoghi, non c'è musica, c'è un'immagine fissa su qualche casa inclinata, pure brutta, e allora la domanda che io ti faccio, no? Cioè, voglio dire, è evidente che è una comunicazione non verbale quella del film, del cinema, no? Il film è molto poetico, dà anche l'idea di come si sia sviluppata una sensibilità maggiore verso il mondo animale e le immagini sono meravigliose perché la produzione è in collaborazione con National Geographic. Ecco, poi Werner Herzog, che ha una forza prepotente delle immagini che abbiamo potuto ammirare in tante sue opere precedenti, per cui il Leone d'Oro alla carriera è, come dire, strameritato. Ecco, lui poi ha questo fascino tutto suo particolare perché commenta come voce fuori campo i suoi è la voce narrante di tutto il film. Nonostante l'età. Ecco, e direi che Werner Herzog esprime al meglio l'idea di arte cinematografica, perché, insisto su questo tema, io ho l'impressione che il cinema stava sul fatto che la fotografia fosse un'arte. Poi abbiamo capito, io ho visto anche il documentario di Roberto Andò su Ferdinando Scianna e francamente non c'è il minimo dubbio che quelle siano espressioni artistiche. Addirittura il cinema che combina immagine, combina dramma, combina letteratura, combina musica, addirittura potrebbe aspirare a essere quell'opera d'arte totale che era vagheggiata da Richard Wagner un secolo e mezzo fa. Luciano, tu che sei un appassionato come me di musica, so che... Usiamo questo. Tu che sei un appassionato di musica, sappiamo la forza propulsiva che può avere la musica, decisiva. Herzog ha fatto Apocalisse nel deserto, che è un documentario stupendo con le musiche di Wagner, tanto per restare in tema. Abbiamo visto Guadagnino con la musica di John Adams, che prende una rilevanza veramente grande all'interno del film. Sì, sono praticamente d'accordo su tutto quello che hai detto. Una cosa vorrei sottolineare, il fatto che e qui diciamo si apre un po' una diatriba se la musica è commento del film, se deve commentare le immagini o se ha un suo grado di autonomia. Io credo che un'opera realizzata bene è anche quando la musica sicuramente commenta le immagini, ma usa un linguaggio assolutamente diverso e così deve essere rispetto a quello cinematografico e dunque ha un suo grado di autonomia che si mette, diciamo, in relazione con il film, ma potrebbe si sostiene anche da sola, insomma, indipendentemente dal tipo di immagini.
quando tu parli di opera d'arte totale, a me viene in mente il Teatro Totale, un'opera che ha solamente progettata di un grande architetto che conosciamo entrambi, che è Walter Gropius, dove immaginavo uno spazio all'interno del quale potessero entrare sia attori, sia le moto, sia le macchine, qualsiasi azione dinamica che sconvolgesse, diciamo, il rapporto tra lo spettatore e l'opera che in quel momento veniva rappresentata. Dunque ancora adesso questa immagine fortissima è ancora all'avanguardia tuttora adesso, come lo è la musica di Wagner. Non so se ho risposto alla tua domanda. Beh, certo che sì, magari se ti viene in mente qualche film che ti ha impressionato dal punto di vista del commento musicale. Direi sempre questo di Rosi, secondo me, devo essere sincero, questo di Rosi mi ha impressionato anche la musica. Sì, era una musica originale, assolutamente originale, se non ricordo il compositore, ma era una musica assolutamente originale ed è una musica che in qualche modo si mette in competizione quasi con le immagini, non si sovrappone sicuramente, mantiene questo grado di autonomia che credo che sia una caratteristica che in qualche modo la qualifica l'opera in sé, insomma. L'opera intendo il film in questo caso. Beh, anch'io sono attento agli aspetti del commento musicale nei film. Devo dire che il commento musicale nel film di Guadagnino è notevole e dà un contributo molto importante alla tensione che si crea nel racconto. E un altro film che trae un grande giovamento dal commento musicale originale, mentre quello di Guadagnino, come dicevo prima, è del compositore americano John Adams, è il film A House of Dynamite, su cui sono in perfetto accordo con Valeria perché si tratta di un film molto importante e in cui c'è un commento musicale originale che traccia la tragedia immane che si sta per compiere e la concitazione e l'angoscia. E quindi devo dire che ci sono degli autori, per esempio i fratelli Dardenne, Luciano, sai, che rifuggono dal commento musicale reputandolo ridondante. Io francamente devo dire che quest'idea di opera d'arte totale in cui si combinano diverse forme artistiche è una cosa particolarmente interessante. Parlando di musica nel cinema, nella categoria collaterale Orizzonti, ho visto un film interessantissimo, Barrio Triste, un film ambientato nel più pericoloso quartiere della città più pericolosa del mondo, Medellin, in cui Arca, una famosissima DJ, ha accompagnato queste immagini veramente importanti con una musica digitale assolutamente originale che scandiscono tutta la progressione del film. Quindi anche per riallacciarmi a quello che dicevate, anche in questo film la musica fa il film fa la musica. Grazie Valeria, io ti terrei ancora sul palco perché non nascondiamo che sono un po' di edizioni della mostra del cinema di arte cinematografica di Venezia che ci chiediamo, a fronte di tante tragedie, di tanti drammi che vengono posti su questi giganteschi e bellissimi schermi, diciamo che è un momento stupendo della nostra regione, questo momento internazionale, questi luoghi affascinanti, per noi è veramente una festa essere qui. E devo dire che quando entriamo in sala, insomma, ci facciamo carico dei grossi problemi dell'umanità. No, e dopo ne usciamo un po' sollevati forse, però obiettivamente è così e ravvisiamo che se Shakespeare ha scritto metà commedie e metà tragedie, il mondo classico aveva le due maschere, la maschera che ride e la maschera che piange, va detto che nell'attualità della mostra di arte cinematografica di Venezia la commedia questa è sconosciuta.
Sì, in effetti la commedia scomparsa dal grande schermo, almeno questi schermi. Non stiamo parlando di intrattenimento, l'intrattenimento sul grande schermo c'è, non è questione delle mostre cinematografiche con i vari Fast and Furious, i supereroi della Marvel. E io credo che sia perché in una società dell'immagine adesso chi viene alla mostra del cinema ha urgenza di vedere, di capire, di sapere. Non è più un momento, cioè non è un momento per ridere questo, è un momento per informarsi. E onestamente in questa mostra ci hanno informato. Grazie Valeria, io comunque non sono contento di questo perché nella storia del cinema e non solo, anche della letteratura, anche della musica addirittura, il riso amaro talvolta esprime di più che una tragedia. Sarà anche che è difficile, più difficile far ridere intelligentemente che far piangere, però a mio avviso questo è uno dei pochi difetti che riscontro in questa spettacolare edizione numero 82 della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, che abbiamo avuto il piacere a cui abbiamo avuto il piacere di assistere, che abbiamo avuto il piacere di commentare. Per noi è un grande arricchimento. Io spero che anche per voi spettatori di Venezia Channel Pantheon TV ci possa essere qualche giovamento dalle nostre riflessioni. Grazie.